Venerdì 9 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Guerra in Medio Oriente, naturalmente nella nostra giornata parte però anche la campagna vaccinale contro l'influenza, facciamoci caso, e poi ancora ci occuperemo del premio di cultura mediterranea. Ma intanto tra la guerra in Medio Oriente e il caso apostolico qui a Catania non si placa l'emergenza immigrazione. 42 extracomunitari sono riusciti ad approdare a Lampedusa nelle ultime ore con un barchino molto piccolo di 7 metri, sarebbero partiti dalla Tunisia e avrebbero pagato anche loro grandi somme di denaro. E poi intanto altri 34 migranti sono stati intercettati mentre percorrevano a piedi un tratto e insomma adesso all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono complessivamente più di 700 ospiti. Veniamo al caso apostolico. Il magistrato in servizio a Catania è ancora nel mirino della Lega, è spuntato un terzo video diffuso sempre dall'organizzazione di Salvini con la giudice che partecipa a una manifestazione pro migranti al grido "siamo tutti antifascisti". Il ministro della giustizia Nordio ha detto ci vorranno subito degli accertamenti, è probabile che siano in arrivo gli ispettori del Ministero della Giustizia, vedremo. Intanto ci sarà un'azione disciplinare per il carabiniere che ha diffuso il primo video con la giudice apostolica ritratta nel 2018, ricorderete, a una manifestazione contro il blocco della nave Diciotti. E a Catania un altro giudice ha liberato altri 6 migranti dal CPR di Pozzallo. Vediamo. Altra carne al fuoco, il partito di Matteo Salvini pubblica sui suoi canali social un altro video, il terzo, che si riferisce alla sera del 25 agosto 2018 al porto di Catania e alla presenza di Yolanda Apostolico insieme ad alcuni manifestanti mentre chiedevano lo sbarco dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. Siamo tutti antifascisti, è il coro della gente all'indirizzo delle forze di polizia. A corredo del video Salvini posta una frase di Rosario Livatino, il giudice di Agrigento ucciso dalla mafia nel 99. Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili. Nuove immagini dopo il secondo video diffuso ieri e ripreso dall'operatore Stefano Bertolino dell'agenzia di stampa La Presse e video che spuntano quasi in contemporanea con l'identità dell'autore del primo video postato sui social dal vice premier Salvini lo scorso 5 settembre che ha innescato la polemica politica sul giudice. Le riprese sarebbero state fatte con un cellulare da un carabiniere presente al molo in Borghese e sarebbe stato lo stesso militare, da quel che si apprende, a riferire spontaneamente ai suoi superiori che 5 anni fa aveva girato quel video senza alcuna finalità, video che non sarebbe mai stato allegato ad atti interni o informativi all'autorità giudiziaria, che solo alcuni giorni fa sarebbe stato condiviso con una ristretta cerchia di persone. I superiori del militare hanno subito informato l'autorità giudiziaria di Catania. Ora il militare potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. Tra i reati ipotizzabili l'abuso d'ufficio e la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, ma dalla procura etnea non confermano né smentiscono. Allo Stato non vi sono informazioni da comunicare, così il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. Se la procura dovesse aprire un'inchiesta in cui potrebbe essere identificata come potenziale parte lesa la giudice etnea, dovrebbe girare per competenza gli atti a Messina. Intanto sono arrivati i primi commenti sulla presenza dell'Apostolica a quella manifestazione. Poteva manifestare ma non doveva, sono state le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio in un'intervista al Libero, nella quale spiega che i limiti di un magistrato sono ormai fissati da varie pronunce della giurisprudenza, ma soprattutto dalla deontologia e dal buonsenso. Passiamo agli sconti d'autunno contro il carovita, un esempio e un modello per il sistema Italia, così il ministro delle imprese Urso ha definito il trimestre tricolore. Sapete, ci sono più di 26.000 punti vendita, fra i quali molti supermercati, che hanno aderito all'iniziativa per fronteggiare l'inflazione. Vediamo.
Da una settimana esatta ha preso il via il trimestre tricolore, una misura del governo Meloni per contrastare l'inflazione. Per il ministro Urso si tratta di un grande successo, più di 26.000 i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa. La gran parte dei marchi più importanti che realizzano i propri prodotti in Italia, a cominciare da Ferrero ma non solo, o che vendono i loro prodotti in Italia, hanno aderito, ed oggi ne diamo comunicato, al nostro progetto, cioè al carrello tricolore, quindi prodotti anche di altissima qualità. Nel carrello tricolore sono inclusi anche i prodotti per l'infanzia ed i giocattoli. È la precisazione che fa il titolare del Mimit, intervenuto alla convention di Fratelli d'Italia a Brucoli. Quindi si tratta di una misura che va incontro alle famiglie non solo per la spesa di ogni giorno, ma per i regali delle festività. Non è soltanto un fatto importante e significativo che ci può permettere di contenere l'inflazione e di conseguenza di rilanciare i consumi e la produzione, ma è anche un patto morale che fa capire quanto coesa, unita, solidale sia la società italiana. Più di 4 milioni di piccole e medie imprese che unite alle grandi fanno vedere al resto d'Europa l'unione del paese. È un esempio e un modello del sistema Italia, dice Urso, anche se gli italiani non sembrano molto soddisfatti della misura. I prezzi sono ancora alti, mormorano tra gli scaffali dei supermercati. Adesso veniamo alla rassegna stampa siciliana, Emanuela. Sì, prima di passare con i quotidiani siciliani ti faccio vedere però sul caso Apostolico, che chiaramente è un tema di cui parlano tutti i giornali oggi. Per esempio Repubblica, all'interno, vediamo a pagina 21, l'indagine sul dossieraggio di Catania, azione disciplinare appunto per il carabiniere autore del famoso primo video. La procura si muove sulle immagini di Apostolico e poi la Lega che posta un terzo video e chiede nuovamente le dimissioni del giudice. Tutto questo mentre un nuovo giudice etneo libera 6 migranti, governo bocciato, sempre governo sul decreto Cutro. C'è appunto un nuovo giudice, Rosario Cupri, che appunto ha accolto il ricorso presentato dai legali di 4 tunisini sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Modica a Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo illegittimo in più parti, e poi vedremo quali sono queste parti. E poi il caso, i giudici dei migranti, su di noi gogna mediatica, lista nera per screditarci. Troll scandagliano i profili dei magistrati e scatenano i commenti. Parla Silvia Albano, c'è un clima pesantissimo. Sempre per quanto riguarda il caso Apostolico, vediamo anche il Corriere della Sera, c'è un'altra bocciatura al decreto, giudice libera 6 migranti tunisini, e poi il terzo video di Apostolico, la Lega attacca, e il ministro Musumeci a Brucoli ieri appunto per la convention di Fratelli d'Italia dice c'è un'altra toga politicizzata. Tutto questo avviene tra la mattina e il pomeriggio, poi vediamo appunto, abbiamo appreso di questa nuova sentenza appunto che arriva dal Tribunale di Catania. Le motivazioni perché appunto il decreto Cutro sarebbe illegittimo, e questo lo vediamo sempre nel Corriere della Sera. Illegittimo trattenerli, violata la libertà. Non è lecita la richiesta di una cauzione per uscire dai CPR, i famosi 5.000 euro appunto per ottenere la libertà una volta arrivati nel CPR. Quindi le scelte del Tribunale: il 29 settembre e ieri il Tribunale di Catania ha disposto la liberazione prima di 4 e poi di 6 migranti dal centro di Pozzallo. Per quanto riguarda la normativa, ecco, per la giudice Apostolico, le nuove norme sulla detenzione per i richiedenti asilo violano la Costituzione, e i 2 articoli nel mirino sarebbero l'articolo 10 appunto sulla richiesta di asilo e poi l'articolo 13 sulla libertà personale. Queste sono le motivazioni per cui il Tribunale di Catania fino ad oggi si è espresso diciamo contro questo decreto. Andiamo alla Sicilia di oggi. All'interno appunto migranti da Catania
picconata bis. Un diverso giudice libera 6 tunisini da Pozzallo e attesta la linea apostolico. Nel frattempo nuovo video della Lega sul sit-in e anche qui l'affondo di Musumeci. In tribunale c'è un altro giudice antidestra. Intanto arrivano gli ispettori appunto al Tribunale di Catania dopo questi fatti. Nordio, il ministro, dice poteva, riferendosi all'apostolico, ma non doveva farlo. Subito accertamenti appunto sul giudice etneo, finito in questa polemica che poi chiaramente politica sulla sua presenza ad una manifestazione contro Salvini. Vediamo la prima pagina della Sicilia. Allora, intanto sopra leggiamo un diluvio di bombe su Gaza e ora attenzione alta in Italia, la risposta di Israele dopo l'attacco di Hamas. E poi vediamo Mattarella, morti bianche intollerabili, se riusciamo a vederlo anche dalla regia. Morti bianche intollerabili, ecco il capo dello Stato lancia un nuovo monito contro i troppi incidenti sul lavoro. Facciamo una pausa e poi riprenderemo con la rassegna stampa. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la guerra in Medio Oriente, l'improvviso attacco di sabato di Hamas su Israele con una pioggia di razzi da 3.000 a 5.000 secondo quello che si è potuto accertare, che hanno causato 700 morti, più di 2.500 feriti, 130 civili, soprattutto civili sequestrati, quindi ostaggi portati via, insieme a 750 dispersi. La risposta di Israele è stata immediata con aerei e carri verso la striscia di Gaza con almeno 400 vittime. Israele dice all'ONU è il momento di cancellare Hamas. Noi abbiamo ospite la professoressa Francesca Longo, docente di relazioni internazionale all'Università di Catania, benvenuta. Grazie. Professoressa, dobbiamo aspettarci nelle prossime ore un'invasione israeliana di Gaza? Sicuramente ci dobbiamo aspettare un'operazione molto forte, una risposta importante e già se ne vedono i presupposti, sono stati fatti spostare i coloni israeliani che stanno sul confine, c'è un ammasso di carri armati e poi stanno anche arrivando le portaerei americane, quindi sì, sicuramente ci sarà una risposta. Il governo israeliano deve rispondere a questo evento improvviso, inatteso, sorprendente nelle modalità, ma in effetti diciamo comprensibile per vari punti di vista. Ora, Teheran, cioè l'Iran chiamato in causa da Israele come, diciamo così, colui o colei che spinge, diciamo, Hamas contro Israele, ha smentito di avere promosso questo attacco terroristico di sabato. Ecco, ma in realtà nessuno ci crede. Ecco. Quale potrebbe essere l'obiettivo a questo punto di Teheran? L'insurrezione araba dovunque contro Israele, una guerra generalizzata o cos'altro? Ma l'Iran, che ha smentito perché in sede diplomatica non poteva fare altro, ha sicuramente tanti interessi in gioco. L'Iran è uno degli attori più importanti e più rilevanti nel Medio Oriente e all'interno di questo conflitto. Non dimentichiamoci che in questo momento si sta realizzando un riavvicinamento tra Israele e l'Arabia Saudita, grande competitor dell'Iran, e quindi un eventuale accordo tra questi due attori potrebbe profondamente indebolire l'Iran. Quindi l'obiettivo dell'Iran, gli obiettivi dovrebbero essere molteplici. Innanzitutto allontanare questa pace tra Israele e Arabia Saudita nel tentativo, forse a mio avviso poco probabile, di ricompattare gli attori arabi che invece in questo momento sono profondamente divisi. Parliamo proprio di questa trattativa, diciamo,
Arabia Saudita, Israele, qualcosa di inedito e di impensabile forse fino a qualche tempo fa, recentissimo. Teniamo conto del fatto che l'Arabia Saudita è il paese più influente, oltre che più ricco in tutta quell'area del Medio Oriente. Pensate soltanto che alla Mecca tutti gli anni vanno milioni di persone, pensate quindi qual è il ruolo di questo paese. Quale potrebbe essere? Adesso vedremo, appunto, come ha detto lei, professoressa, se questa trattativa sarà definitivamente compromessa e andrà, diciamo così, ce la dimenticheremo. Ma quale avrebbe potuto essere l'obiettivo dell'uno e dell'altro, di Israele e dell'Arabia Saudita, per questo inedito, ripeto, trattativa ed eventuale accordo? Questa trattativa comunque si inserisce nel solco degli accordi di Abramo già firmati nel 2020, che avevano già realizzato un evento, questo sì, veramente sorprendente e inaspettato, il riavvicinamento a Israele di molti paesi arabi, il Marocco, il Bahrain, gli Emirati. Quindi questo accordo con l'Arabia non sarebbe altro che una continuazione del tentativo di stabilizzare l'area, quello è il grande problema. Non dimentichiamoci che ogni guerra ha i suoi aspetti anche internazionali, globali. Questa guerra ormai sta pesando in termini umanitari ma anche in termini economici, e quindi sicuramente un accordo assolutamente importantissimo tra Arabia e Israele renderebbe la zona, non dico pacificata perché ahimè la pace è complicato da quelle parti, sì, però comunque la renderebbe le coalizioni un attimo più stabili. Lei la considera compromessa questa possibilità? Allora, fino a ieri avevo dubbi. Oggi l'Arabia Saudita, se i giornali dicono la verità, e lo penso, l'Arabia Saudita ha detto comunque la trattativa continua. Bene. E questo significa tanto. Speriamo bene, speriamo bene. Intanto adesso continueremo con la professoressa Longo. Facciamo un inserto piuttosto inconsueto. È il rettore palestinese dell'Università di Gerusalemme, che si chiama Imad Abu Kishek, che è stato intervistato qualche mese fa e che parla naturalmente tra l'altro, come tutte le persone di cultura, della possibilità di una intesa, se non altro intellettuale, culturale, eccetera, fra il mondo palestinese e il mondo israeliano. Ascoltiamolo. Siamo con il rettore della Università Al-Quds di Gerusalemme, il professor Imad Abu Kishek. L'Università Al-Quds ha promosso un convegno e ha proposto la costituzione di un centro, creare una cooperazione scientifica che ha come obiettivo la promozione della pace e lo sviluppo di questi territori. حقيقة يعني احنا كنا جدا سعيدين بعمل هذا المشروع تحديدا في القدس لربط العلاقة الفلسطينية الإيطالية، لأنه أصلا علاقات متميزة ونحن نسعى إلى ترسيخ هذه العلاقة، وبالتالي يعني بالنسبة لنا كان بالأمس يوما مميزا لإطلاق مبادرة مميزة وضخمة نتأمل منها أن نحقق كل الأهداف اللي انطلقت من أجلها. العمل المشترك على موضوع التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وبالتالي نهتم بصحته ونهتم بالمناخ الذي يتغير، ويلاحظ في كل العالم أنه في تغيير مناخي ضخم. يجب على الباحثين في الجامعات والمؤسسات والمراكز أن تبدأ بوضع حلول مناسبة لهذه الأزمة العالمية، وبالتالي إذا بدي أحطها بالتصنيفات حسب الأولويات كما ذكرت. بالتالي كنا نحلم، هذا كان حلم أن يكون هناك في جامعة القدس كلية خاصة تسمى الكلية الإيطالية القدس، مثلا القدس عند إيطالي، ومستوى الهيومن رايتس وعلى مستويات إنه ممكن في خلال هذه الكلية أن نضيف جميع البرامج ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق في تعزيز العلاقة على المستويات المختلفة مع المؤسسات الإيطالية. موضوع كثير حساس ومهم، موضوع اللي بيتعلق في المواطن اللي متواجد في حوض البحر الأبيض المتوسط. تاريخيا كانوا هدول
لهم علاقات متميزة على مستوى التجاري والتعليمي، وكان تواصل مستمر. ولكن نتيجة الظروف اللي لها علاقة في الاقتصاديات اللي خلت هناك تباعد ما بين أوروبا وما بين إفريقيا أو أوروبا والشرق الأوسط، وبالتالي أنا برأيي أن هناك كان في مصالح دولية كبيرة أبعدت الحالة اللي يجب أن تكون متقاربة ومتصلة. هلأ موضوع الهجرة نحن نعلم أنه هناك في ثروات كبيرة في منطقة إفريقيا أو في الشرق الأوسط، ونتيجة عدم قدرتهم على التعاطي معها بالتالي أوضاعهم الاقتصادية سيئة جدا. وهنا نتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية يروا أنه الهجرة إلى أوروبا هي هجرة من أجل العيش والبقاء والاستمرار. ولكن أنا برأيي ووجهة نظري أنه يجب أن تعود العلاقة كما كانت، وأن نعمل معا كأوروبيين وكعرب على تنمية اقتصادية شاملة لمنطقتنا. هناك نزاع عالمي بين أمريكا وبين الصين وبين روسيا، ولكن نحن يجب أن ننتبه إلى أنفسنا. Ecco, vedete come i progetti comuni mediterranei di palestinesi colti e moderati anche nei confronti rispetto al problema dell'emigrazione, oltre a quello degli scambi culturali. Questa era un'intervista realizzata da Giovanni Paciullo, che è stato rettore dell'Università degli Stranieri di Perugia, e l'intervistato era Imad Abu Kishek, ve l'ho detto perché è l'attuale rettore dell'Università Al-Quds di Gerusalemme. Sullo sfondo c'era proprio Gerusalemme, per chi c'è stato lì si vedeva anche benissimo la moschea di Al-Aqsa sulla sinistra. E l'intervista è avvenuta alcuni mesi fa, quest'estate, e gli argomenti appunto erano la collaborazione fra gli atenei italiani e quello palestinese. Ora la situazione è completamente diversa, ne stiamo parlando con la professoressa Francesca Longo, che insegna relazioni internazionali all'Università di Catania. Dicevamo, dopo che sabato c'è stato questo improvviso violentissimo attacco missilistico di Hamas contro Israele, però ci sono stati anche altri movimenti, dal Libano, quindi nord, attacchi di Hezbollah, e inoltre in Egitto un agente egiziano ha ucciso dei turisti israeliani. C'è il rischio che si possa estendere ancora questa gravissima di per sé situazione? Sicuramente, sicuramente, perché gli attori che stanno operando sul territorio sono tanti e vengono appunto da tante parti del Medio Oriente. Gli Hezbollah sono un attore lì presente da sempre, e quindi libanesi questi sono nel sì, Libano. sì, sono del sud del Libano, ma anche qui nell'ultimo periodo prima erano stati nemici dell'Iran, ora invece sono vicini all'Iran, quindi anche lì ci sono attori che hanno la caratteristica di essere attori non governativi, cioè non sono stati e quindi ancora più difficilmente governabili, diciamo, perché si autogovernano con interessi che a volte coincidono con quelli degli stati, a volte sono interessi specifici del gruppo, e quindi sì, e poi c'è anche il grande pericolo che questo dia vita a una nuova stagione terroristica in Europa e in America. Terrorismo, questo sì. è il rischio, infatti anche in Italia abbiamo letto sui quotidiani, poi ce lo confermerà Emanuela tra poco, c'è un'attenzione particolare. Ma una domanda che tutti si sono posti è questo: com'è che gli israeliani, esattamente come 50 anni fa con la guerra del Kippur, non hanno intercettato nulla, cioè non sono stati in grado neanche di percepire che ci potesse essere un attacco così violento, così massiccio e improvviso? Non ne sapevano nulla. I famosi servizi israeliani di cui tanto si parla anche nella letteratura, nei film, nei romanzi, cose eccetera. Sì. È vero, è una cosa che ha sorpreso molti. Devo dire che in questo momento il governo israeliano sta vivendo, e questa è una variabile interna dello Stato, un momento di particolare, non dico debolezza, ma insomma di difficoltà.
Netanyahu è stato criticato per tante cose perché ha operato una politica che non è piaciuta, sta portando avanti, probabilmente ora si congelerà, una riforma della giustizia che ha comportato all'interno grandissime contestazioni, ecco, e quindi è possibile che in questo momento i servizi segreti, la polizia, tutta l'intelligence sia diciamo poco attenta, scusatemi il termine, a ciò che viene da fuori, anche perché è stata veramente un'operazione che sicuramente da mesi è stata preparata, perché lei giustamente diceva pioggia di missili, ma la vera novità è che alla pioggia di missili si è accompagnata un'invasione di persone sul territorio, di terra, e questa è una grandissima novità che sicuramente era preparata da tempo. Ci fermiamo qui, vedremo quali saranno gli sviluppi. Professoressa, ci auguriamo naturalmente che, come dire, non si estendano nell'area del Medio Oriente e non ci siano soprattutto ripercussioni anche dalle nostre parti. Sappiamo comunque che la flotta americana è in arrivo verso il Mediterraneo, ci sono delle portaerei, almeno una se non due, questo a sostegno naturalmente di Israele. In Ucraina a loro volta temono che questo focolaio che si è acceso così improvviso in Medio Oriente indebolisca il sostegno internazionale per una parentesi proprio su questo: un paio di settimane fa i leader di Hamas sono stati invitati a Mosca e hanno avuto un incontro con Lavrov. E quindi questo ci dice già molto. E infatti in Ucraina, poi vedremo sui quotidiani, già stamane, come dire, sono molto più preoccupati del consueto, lo sono già perché hanno un sacco di morti, un sacco di guai, però chiaramente hanno paura che questo possa indebolire il sostegno internazionale. Grazie alla professoressa Longo. Grazie a voi, buongiorno. Buon lavoro, adesso facciamo una breve pausa, poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, continuiamo con Emanuela Corsi, la rassegna stampa, prego. Sì, restiamo chiaramente sul tema che stavamo trattando, Michele. Allora, vediamo il Corriere della Sera, la prima pagina. Israele, oltre 700 morti, dichiarato lo stato di guerra, Biden pronto a fornire armi, l'Iran agli aggressori, vi sosteniamo, e il nostro ministro Tajani dice evitare l'escalation. Ancora scontri, intanto raid su Gaza, Hamas 130 ostaggi, massacro al rave dei ragazzi nel deserto. Questa è un'altra notizia nella notizia. Intanto vediamo appunto qua le foto di questi giovani che uccisi, che hanno pagato per questi scontri. Dopo l'attacco, ecco la falla, il doppio fronte, le 5 sfide per Netanyahu, la falla di cui si parlava appunto anche dei servizi segreti, cioè un attacco sicuramente già organizzato che nessuno però conosceva. Catania, nuova sentenza, rilasciati 6 migranti, questa è l'altra notizia di oggi. E poi il caso che riguarda Giorgia Meloni, la condanna di Landini perché ci sono stati insulti sessisti al corteo organizzato dalla CGIL. La Meloni accusa la CGIL, ma Landini si scusa per quanto accaduto. Andiamo a vedere all'interno del Corriere, così facciamo anche vedere un po' qual è la situazione da anni. La strage dei civili, intanto, questa è la notizia più grave della storia. I tank verso Gaza, evacuati i kibbutz. I precedenti, perché... Scusa, diciamo perché il Corriere conferma, o noi confermiamo ciò che aveva detto il Corriere con la professoressa Longo, che è imminente l'invasione di Gaza da parte di Israele. Esatto, però i precedenti, perché in realtà è una guerra che non è mai finita, è iniziata nel 1948 con la guerra di indipendenza di Israele, quando furono uccisi più di 6.000 civili e soldati, le perdite arabe furono tra i 5 e i 15.000, poi ci fu la guerra dei 6 giorni nel 1967 che fu vinta da Israele, e poi la guerra del Kippur, come dicevi tu, nel 73 Egitto e Siria attaccarono Israele, e
anche lì morirono più di 6.000 israeliani e 8.000 tra egiziani e siriani. E poi la prima intifada tra il 1987 e il 1993, siamo in tempi più recenti, morirono più di 2.000 palestinesi e 160 israeliani. E poi la seconda intifada, sarebbe la rivolta, insomma, tra il 2000 e il 2005 morirono quasi 5.000 palestinesi e più di 1.000 israeliani. Quindi è diciamo, un equilibrio molto precario quello che si vive in quelle zone. E poi c'è questa cartina che sempre troviamo oggi sul Corriere della Sera, che fa vedere chiaramente qual è la situazione in questo momento. Allora, la striscia di Gaza, vediamo se riusciamo con un colore diverso a farla vedere. Questa è, diciamo, la striscia di Gaza. Poi in verde noi vediamo questa possibile zona cuscinetto israeliana, questa linea verde che praticamente è stata sfondata da Hamas, e in giallo le zone appunto infiltrate dei miliziani, le segno qui, appunto di Hamas. Ma non c'è solo Hamas, ci sono anche gli attacchi di Hezbollah e li vediamo qui in vari punti, appunto fino a Gerusalemme e poi chiaramente anche in tutto poi Israele. Questa è un po' la situazione di quello che sta accadendo sulla fronte della guerra. E poi vediamo anche qui, parlavamo di Hezbollah, incontri, armi e il via libera lunedì, l'Iran che muove Hamas ed Hezbollah, l'Iran che pare abbia un ruolo importante in quanto sta in questa situazione. E poi la linea rossa invece dall'altro lato, Biden, Netanyahu, avrete tutto ciò che serve, questo è l'impegno del Presidente degli Stati Uniti, i trampiani attaccano, errore, dice, quei 6 miliardi dati a Teheran. Il presidente spiazzato dal conflitto, come credo tutto il mondo, il Pentagono sminuisce il rischio che possano essere compromesse le risorse per Kiev, perché ricordiamo che si sta combattendo anche un'altra guerra in questo momento. La Repubblica, anche qui foto di giovani che perdono la vita, attacco a Israele, il dramma degli ostaggi. 130, Noah e gli altri, è il numero degli ostaggi israeliani e di altre nazionalità che sono in mano di Hamas e anche alla Jihad islamica. 100 sono nelle mani di Hamas e 30 nella Jihad islamica. Ci sono giovani, anziani, bambini. Il ricatto di Hamas sulle vite dei civili rastrellati nel sabato di terrore. I morti sono 700 e 750 i dispersi. Scontri con Hezbollah al confine con il Libano e bombe sulla striscia con 400 vittime. Portaerei statunitensi verso il Mediterraneo. E poi l'Iran che guida i nemici della pace, questa è l'analisi. Poi c'è l'editoriale di Ezio Mauro, il grande freddo che incombe su Kiev, si parla anche della guerra in Ucraina chiaramente. Andiamo a vedere all'interno questo ricatto, soldati, civili, cittadini stranieri, l'incubo degli ostaggi per Israele, Hamas che dice abbiamo preso 100 persone, la Jihad noi ne abbiamo 30. I familiari in TV pretendono risposte dal governo, si teme che vengano usati come scudi umani. I sequestratori non li rilasceremo se non in cambio di prigionieri palestinesi. Questo è quello che appunto accade. E poi questo attacco alla rave party dove c'erano tantissimi giovani, musica, poi solo morte, il racconto, così mi sono salvato tra quei 260 cadaveri, parla Arik Nani, sopravvissuto al massacro durante il festival nel deserto, mi sono nascosto in un fosso, un telefono stava per farmi scoprire. Ecco, lì si vede bene in quel cerchietto. Sì, lo allarghiamo. Ecco. Questi è il modo attraverso il quale hanno superato le difese israeliane, le difese super elettroniche israeliane, con deltaplano, con dei deltaplano. Sì. Lo sciame di miliziani mentre arriva in deltaplano sul luogo del rave. Sopra e sotto la fuga disperata ovviamente di guarda i giovani chiaramente. Guarda dei rave party che si stava svolgendo nel deserto e che ha fatto... e qui ti facciamo vedere proprio esattamente come sono arrivati. Questa è l'incredibile astuzia, diciamo, malvagia naturalmente, ma di Hamas, che è riuscita a superare le barriere elettroniche e tecnologiche di Israele al confine. Questi non li hanno visti completamente.
Andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Chiaramente oggi è l'apertura, ma lo era anche ieri. Massacro in Israele, l'attacco terrorista provoca un'onda di distruzioni, strage nel deserto, 260 ragazzi appunto uccisi in questo rave party, si temono oltre 1000 morti e 100 ostaggi, molti sono americani. Netanyahu che dichiara lo stato di guerra appunto. E poi Hamas condanna Gaza a restare una prigione. Poi non si vive in paradiso, ovviamente ci sono tanti articoli su questo argomento. In paradiso se intorno c'è l'inferno, l'appoggio di Biden come vedevamo con armi e portaerei, e poi la testimonianza noi civili nel mirino. Vediamo di spalla, c'è un altro tema, quello che oggi troviamo in tutti i giornali, quello del giudice catanese che rilascia altri 6 migranti, ma un italiano su 2 però boccia i magistrati, questo secondo un sondaggio. E poi si parla anche del salario minimo, perché ricordiamo che c'è stata la manifestazione della CGIL proprio per il lavoro, la decisione del CNEL al quale la Meloni aveva dato parola per il discorso del salario minimo, no al salario minimo, questa insomma la bocciatura ufficiale. Noi ci fermiamo con la rassegna stampa. Bene, adesso facciamo una pausa, vediamo il tempo che fa e poi ci sarà un promo importante che ci riguarda. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Attese condizioni di bel tempo per la giornata di lunedì sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano. Segnalo solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-est. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata all'insegna del bel tempo con cieli sereni o poco velati, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico caldo ed estivo con massime oltre la media che raggiungeranno anche punte di 30 gradi. Per quanto riguarda la giornata di martedì la situazione sarà per lo più analoga, il sole continuerà a splendere ovunque con cieli sereni o poco velati, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Anche le temperature massime non subiranno particolari variazioni, i valori si manterranno al di sopra della media. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Товарищи, да, за строят in Vitania, se tu busti in strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo così. Mi chiederò sempre nella vita perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Ve lo ricordo anch'io tutti i giorni, prima del telegiornale Se chi la vuole cotta, alle 12.30 e alle 19 su Antenna Sicilia. Adesso diamo il benvenuto a 2 altri ospiti, sono l'ingegnere Antonio Leonardi, che è direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Catania, e il dottor Mario Morello, che è dirigente medico di epidemiologia dell'ASP di Catania. L'argomento è la campagna vaccinale, sono tutti in allarme, ma che per il Covid un'altra volta? No, e cominciamo con quella per l'influenza, giusto? Assolutamente. In Sicilia quando partirà? Partirà il giorno 16, quindi fra una settimana, e la campagna anti-influenzale che ogni anno ovviamente parte, e che quest'anno sarà comunque accoppiata alla campagna di vaccinazione anti-Covid, perché come consigliato da tutte le circolari del Ministero della Salute possono anche essere effettuate contemporaneamente entrambe. La vaccinazione anti-influenzale è fondamentale, ormai ha una caratteristica nuova questa influenza che sta per arrivare, cosa ne sappiamo, dottore? Sì, l'influenza ogni anno viene aggiornata. Si aggiorna, Si aggiorna perché è un virus quindi che muta. Non dovrebbero esserci particolari pericolosità, però la vaccinazione è assolutamente consigliata. Ecco, ma voi l'accoppiate con quella anti-Covid. Sappiamo tutte le polemiche che ci sono state in tutta Italia, non solo in Sicilia, sul vaccino, non vaccino, eccetera. È obbligatorio accoppiarle?
Non è obbligatorio, è raccomandato. È consigliato. È raccomandato. Consigliato. Così non si perde tempo. State calmi, non c'è niente. Non c'è niente di obbligatorio. La vaccinazione è raccomandata soprattutto alle categorie maggiormente a rischio. Ecco, quindi... parliamo delle categorie che sono, lo ripetiamo sempre, maggiormente a rischio, anche per l'influenza, dottore. Certo. Soprattutto per l'influenza, le categorie a rischio per età o per patologia hanno una raccomandazione maggiore. Quindi elenco brevemente quali sono le categorie a rischio. È indicata, raccomandata ai bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni e i soggetti oltre i 60 anni. In questa fascia di mezzo, cioè dai 6 anni ai 59 anni, è raccomandata ai soggetti che hanno particolari patologie, diabete, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, eccetera. È assolutamente raccomandato. Cosiddetti fragili, cosiddetti definiti fragili. Ricordiamo che si va avanti fino al 29 di febbraio, ci saranno, come dice, uno si ammala, gli viene la febbre se si fa il vaccino, che succede? Il vaccino deve essere preventivo ovviamente e quindi è fondamentale, infatti inizia prima che della diffusione del virus, proprio perché deve intervenire prima che il virus arrivi possibilmente dell'influenza. Certo, come effetto collaterale può esserci una leggera febbre, un leggero malessere, ma questo è descritto e noi lo informiamo sempre. Come tutti i vaccini è sicuro, con qualche effetto collaterale che è assolutamente prevedibile e non pericoloso. Si fanno le prenotazioni, giusto? Si va per prenotazioni, come e dove? Noi abbiamo comunque nel nostro territorio abbiamo 45 ambulatori di vaccinazione in tutta la provincia e abbiamo un sistema di prenotazione online che abbiamo già in vigore dal 2020 su tutte le vaccinazioni, anche quelle pediatriche, e allora siamo stati i primi in Sicilia a lanciare questo sistema di prenotazione online. Ovviamente la vaccinazione antinfluenzale, anche quella Covid, sarà svolta soprattutto con la collaborazione dei medici di medicina generale, che da sempre hanno svolto un ruolo fondamentale per la vaccinazione antinfluenzale, quindi ognuno può recarsi presso il medico di medicina generale per la vaccinazione antinfluenzale e anche oggi per la vaccinazione anti-Covid. Ma posso passare appunto al medico di famiglia? Certo. E prioritariamente è indicato il medico di famiglia ad effettuare le vaccinazioni. Nella nostra azienda la quasi totalità dei medici di famiglia aderisce alla vaccinazione, anche è un compito istituzionale del loro rapporto di lavoro. Si deve stare a casa dopo che si è fatta No, non è necessario, non è necessario. Di solito hanno una risposta notevole queste campagne che fate. Sì, certo, assolutamente sì. Adesso ci consentite un attimo però di parlare di Covid, perché è inevitabile. Lì a che punto siamo? Allora, il Covid adesso è arrivato, inizieremo la campagna vaccinale con il vaccino Covid con la nuova variante. Tecnicamente è stata... Che poi gli date sempre nomi affascinanti ma altrettanto pericolosi. La chiameremo con una sigla, la sigla è XBB 1.5. Aiuto! Che gli immunologi hanno stabilito di chiamarla così. Vabbè, noi sorridiamo ma le cose sono molto serie. In parole povere è il vaccino costruito sulla ultima variante che è stata messa a punto qualche mese fa. È quella più frequente questa variante, quindi si costruisce il vaccino sulla nuova variante, un po' come il vaccino antinfluenzale che varia di anno in anno e quindi il vaccino si costruisce sugli antigeni nuovi che sono comparsi nella stagione invernale scorsa nell'emisfero australe. Ma è vero che se la si dovesse nel malaugurato caso contrarre il Covid non è più necessario stare, come dire, oggi i sintomi, infatti, i sintomi oggi sono abbastanza simili a quelli dell'influenza, della normale influenza, e quindi diciamo con la normale precauzione che abbiamo sempre avuto per l'influenza, anche per il Covid oggi i sintomi sono quelli. Certamente quelli dove potrebbero essere invece più pericolosi sono i soggetti appunto fragili, quindi soprattutto gli ultraottantenni e quelli con le patologie che si diceva prima, che certamente in quel caso può avere delle conseguenze non semplici come quelle. Quindi l'isolamento non è obbligatorio, è suggerito, nemmeno questo. No, è suggerito l'isolamento, è raccomandato l'isolamento a chi ha dei sintomi e che dimostra di essere positivo.
se non avesse sintomi può fare la vita normale con delle precauzioni, per esempio indossando la mascherina quando si è assieme ad altri in un luogo pubblico. Parliamo della mascherina, perché qua c'è sempre un po' di confusione. Vedo ogni tanto qualcuno ha la mascherina, ma la gran parte non ha la mascherina. Quali sono le regole, diciamo, se ci sono regole, o anche qui i suggerimenti? Allora, le regole: è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi dove sono presenti soggetti fragili, quindi RSA, reparti dove ci sono pazienti altamente fragili come immunodepressi. In quei casi è obbligatorio indossare la mascherina. La raccomandazione rimane per tutti nel caso si sia riscontrato di essere positivi e, non avendo più l'obbligo di isolamento, possono uscire, possono andare in giro, però con la raccomandazione di indossare la mascherina. Quindi se io vedo qualcuno con la mascherina non è che gli devo dire che c'ha il Covid. Non è detto, può essere invece qualcuno appunto che, visto che è una scelta e soprattutto magari in un luogo di alto affollamento, tipo una metropolitana, eccetera, preferisce... Nei mezzi di trasporto soprattutto, autobus, tram, treni, tantissima gente, ma non tutti. Non tutti, però certamente è una scelta che è condivisibile, soprattutto nei momenti di... E rimane libera. Torniamo al vaccino anti-influenzale. Dicevamo, i sintomi di quest'anno come sono? Sono particolarmente severi oppure sono, diciamo, nella media? Siamo nella media, ci sono i casi particolari in soggetti defedati che possono essere anche gravi i sintomi, ma generalmente sono risolvibili e soprattutto prevenibili con la vaccinazione. La febbre, l'astenia, il dolore muscolari, questi sono i sintomi più frequenti. Ecco, e anche in questo caso voi suggerite, come dire, di indossare mascherine, di fare precauzioni, utilizzare che tipo di precauzioni sono? Sarebbe consigliato se c'è il rischio, frequentando locali pubblici o affollati, sarebbe consigliato. Però con l'influenza si diceva una volta meglio stare a casa, no? Infatti, è ancora valido, infatti sempre valido stare i 3-4 giorni a casa, perché quella è la migliore terapia. Anche perché ci si indebolisce. Assolutamente, certo, non solo le difese, ma ci si sente proprio deboli. E quindi, benissimo, la campagna vaccinale partirà in Sicilia il 16 di ottobre. Dove si deve digitare eventualmente per avere ulteriori informazioni, se no oltre a passare dal medico di famiglia? Cioè all'ASP? Sì, nel nostro sito, nel sito dell'ASP ovviamente ci sono tutte le informazioni sulla campagna antinfluenzale e anche per il sistema di prenotazione online che tramite il nostro sito si Quindi può, è possibile anche si può sempre fare. Ricordiamo che quest'anno anche le farmacie potranno essere utilizzate per la vaccinazione sia antinfluenzale che anti-Covid, benché l'accordo tra Federfarma e la Regione è in corso di perfezionamento, ma il circolare ministeriale, le farmacie possono anche le farmacie, sia l'uno che l'altro. C'è un circolare ministeriale che parla anche dell'utilizzo delle farmacie. Io avrei una domanda sulla cura, perché quando spesso ci si becca l'influenza, poi si prendono gli antibiotici. Ecco, qual è la cura ideale quando appunto si contrae il virus influenzale? Questo è da attenzionare, perché l'abuso degli antibiotici è un dato certo. Gli antibiotici non debbono essere usati in corso di influenza, si usano dei sintomatici, si usano degli antinfiammatori e poi chiaramente a giudizio del medico, se c'è il rischio di complicanze, si può usare l'antibiotico, ma l'uso dell'antibiotico a tappeto è sconsigliato. Ormai è risaputo, c'è un'antibiotico resistenza che porta a non rispondere più agli antibiotici. Perché ne abbiamo usati tanti. Ne abbiamo usati troppo sarà a sproposito. Sarà uno dei problemi di salute del prossimo decennio. Le raccomandazioni sono quelle consuete: bere i succhi d'arancia, qua soprattutto. Riposo. E riposo, idratazione, cioè bere molto. Antipiretici, quelli vanno bene in caso di febbre alta. Sì. Però diciamo evitare l'abuso di antibiotici o l'utilizzo diciamo sconsiderato. Esatto, certo. Questa è una raccomandazione che facciamo da sempre, ma ancora c'è il rischio dell'abuso degli antibiotici. Ci fermiamo qui, grazie all'ingegnere Leonardi, grazie al dottor Morello. Ricordo, dal 16 si comincia con le vaccinazioni contro l'influenza. Breve pausa e poi continueremo con altri argomenti e altri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia.
buongiorno di nuovo da Buongiorno Sicilia. Oggi abbiamo due ospiti importanti da Palermo, Giovanni Di Marco che è un collega giornalista, e da Smirne, Izmir, c'è Barbara La Rosa Salim che è catanese ma è residente in Turchia. Complimenti, buongiorno e benvenuti a entrambi. Sono vincitori del premio della cultura mediterranea, 17ª edizione, Fondazione Carical. È naturalmente un premio che viene dato al mondo della letteratura, dell'informazione, dell'impegno civile sui temi legati al dialogo, alla solidarietà. Giuria presieduta internazionale, presieduta da Mario Bozzo, che è presidente del premio, che ha esaminato centinaia di opere e ha premiato i due nostri ospiti. Non solo perché è donna, ma perché risiede in Turchia. Darei subito la parola a Barbara La Rosa Salim, che vive e lavora appunto in Turchia e che è una traduttrice, ha tradotto un sacco di opere della letteratura turca, a partire dai romanzi di Pamuk, Orhan Pamuk, che è il premio Nobel per la letteratura. Complimenti Barbara, buongiorno e benvenuta. Ecco, innanzitutto le chiederei qual è la situazione dalle sue parti dopo l'invasione, l'attacco così violento di Hamas contro Israele. Non deve tirare nemmeno lì un'aria molto, molto bella. Buongiorno a voi telespettatori, grazie di avermi invitato. Insomma, la Turchia è sempre un paese molto particolare. In realtà qui, quantomeno a Smirne, la situazione è molto tranquilla. Devo dire che i turchi sono un po' abituati a tante cose e quindi le vivono con più leggerezza. Ecco. Molto spesso la situazione poi all'estero viene riportata con una gravità, una pesantezza che in realtà qui non sempre si respira. Ecco, questa è un po' la situazione che lei vede attorno a sé, a Smirne, a Izmir. Ecco, perché la Turchia? Possiamo farle qualche domanda di tipo personale? Da cosa nasce questa sua passione per questo paese? Ma è nato tutto tanti anni fa, ai tempi dell'università, insomma, quando un po' per caso seguì un'amica una lezione di lingua turca. Io studiavo russo e ceco in realtà, ma ero appassionata di lingue, non volevo mettere delle materie che per me erano in qualche modo inutili, no? I classici esami da 30 e lode senza studiare troppo. E quindi niente, andai così un po' per gioco a questa lezione e poi da lì mi si aprì un mondo, insomma, perché cominciai a studiare turco, poi ottenni delle borse di studio, poi ancora prima di laurearmi mi avevano già promesso l'assunzione al Consolato Onorario di Turchia a Venezia. E lì diciamo che scoprì un po' quello che volevo fare da grande, nel senso che imparai ad amare sempre di più questo paese per la sua cultura, la sua lingua, la sua gente. Ebbi modo di approfondire la mia conoscenza del turco e cominciai a tradurre, a occuparmi anche di traduzione, perché lì al consolato ebbi modo di tradurre i documenti più svariati. E lei, grazie al suo lavoro di traduttrice, lei ha tradotto un numero sterminato di autori turchi, compreso, ripeto, Pamuk, che è il premio Nobel, insomma, più conosciuto. Ha vinto nel 2013 il premio nazionale per la traduzione del Ministero della Cultura. Complimenti anche per questo. Una domanda che le faccio obbligatoria, ecco, che cosa ci dice la Turchia attraverso la sua letteratura? Che cosa non sappiamo di questo paese? In Italia non si sanno tante cose della Turchia. Oggi sicuramente meno di 27 anni fa, quando io piano piano cominciai a seguire questa strada. E infatti il mio desiderio di tradurre gli scrittori turchi è nato proprio dall'esigenza di voler dare in qualche modo un contributo alla diffusione di questo paese, che è sempre
stato visto, a mio avviso, con pochi preconcetti che oggi forse si sono affievoliti, si sono alleggeriti, ma proprio grazie alla conoscenza, alla diffusione della cultura, la Turchia sta facendo un enorme lavoro di sostegno alle traduzioni proprio per far conoscere i propri autori all'estero, perché attraverso questi romanzi conosciamo tante cose del paese, dalla storia, se il romanzo tratta il periodo ottomano, alle abitudini attuali, se è ambientato, non so, come scrittore assassino di Ahmet Altan, per esempio, nei tempi contemporanei, anzi la storia viaggia in rete, insomma, nel web. Ecco, E noi vabbè, chi ha viaggiato, chi è stato in Turchia conosce molto bene il mondo, soprattutto c'è una generazione di giovani turchi che sono straordinari e vivono una vita che in qualche modo ricorda un po' la nostra. Ecco, però la domanda che le faccio è questa, prima di dare la parola a Giovanni Di Marco, che pazientemente ci sta ascoltando e aspetta il suo momento. Quest'ultima domanda: è vero che noi abbiamo un po' una sorta di pregiudizio, anche benevolo, non politico, pre-politico direi, che noi diciamo un paese è bello, funziona quando si occidentalizza, altrimenti lo consideriamo un paese, diciamo così, non dico, mi permetto, tra virgolette, non dico retrogrado, oppure un po' un paese che è meglio lasciarlo da parte. È vero che abbiamo un po' una sorta di pregiudizio che forse non ci consente poi di conoscere in realtà gli aspetti più belli e più intimi di una cultura, della storia, della tradizione, quelli che lei tira fuori con le sue traduzioni. Sicuramente la Turchia, più di tanti altri paesi, è proprio il simbolo, no, del contrasto e dell'incontro tra Oriente e Occidente. Anche se a mio avviso sta proprio lì il suo fascino. Ecco, appunto. Cioè proprio in questo incontro e scontro di culture che trova la sua identità. E quando sono arrivata in Turchia, una suora cattolica qui a Izmir mi disse: quando si arriva in Turchia si arriva a Izmir si piange 2 volte, quando si arriva e quando si parte. Ed è vero, sicuramente non è un paese per tutti, bisogna avere la mente aperta. A lasciarsi accogliere, a lasciarsi incantare, ma penso che sia un paese straordinario, comunque appunto sia a livello letterario che adesso anche con tutte queste serie TV che stanno spopolando e questi attori che stanno affascinando le spettatrici in Italia. Diciamo che si sta facendo un grande lavoro di conoscenza e di promozione, insomma. Perfetto, grazie a Barbara Rosa Salim, ancora complimenti, vincitrice del Premio Cultura Mediterranea. Mi rivolgo adesso a Giovanni Di Marco, che è un collega giornalista di Palermo, vincitore anche lui dello stesso premio, un freelance, e ha scritto un libro, diciamo, dal titolo come minimo inconsueto: L'avversione di Tonino per i ceci e i polacchi, edito da Baldini e Castoldi, però poi in realtà è un testo doloroso, profondo, che affronta un argomento, questa è la copertina, un argomento molto, molto grave, molto serio, l'abuso sui minori, la pedofilia. È così, Giovanni? Sì, è così, Michele. Intanto grazie per l'invito e grazie anche per l'opportunità che mi avete dato di rivedere Barbara, con cui è nata un'amicizia, insomma, a Cosenza in occasione del premio. Era ansiosissima per questa intervista, se l'è cavata bene, no? Allora, benissimo, direi. Tornando al titolo e al romanzo, è un romanzo che tratta di abusi in ambito clericale, ambientato nella Sicilia degli anni 80. La storia è inventata, personaggi
personaggio di Tonino, la sua storia in realtà non esistono, però sono altamente verosimili, perché purtroppo le cronache dei giornali nell'ultimo periodo insomma si sono riempite di vicende analoghe in cui appunto l'orco purtroppo indossa le vesti di un prete o comunque di persone vicine alla Chiesa, e la colpa principale che insomma viene addebitata alla Chiesa, non solo dal mio romanzo ma insomma in generale, è quella di aver insabbiato tantissimi casi. Con Francesco questo atteggiamento un po' mutato, però negli anni sono venute fuori tante situazioni e proprio dalla cronaca mi è venuta l'ispirazione di trattare questo tema. L'obiettivo principale è quello però non tanto di puntare il dito, ma semplicemente di mettere al centro la vittima, cioè di raccontare le angosce, le paure, i timori, il trauma subito dalla vittima, farlo con delicatezza e contestualmente però senza risparmiare nulla, cioè si legge facilmente il mio romanzo perché mi sono proprio impegnato affinché la prosa venisse fuori molto semplice, fruibile, ma l'obiettivo è quello, attraverso questo tipo di prosa, di farti poi digerire appunto il tema, che è complicato. E quindi è un romanzo da un lato, diciamo così, di formazione, perché si assiste alla crescita di questo ragazzino tra mille problemi, dall'altro un romanzo di denuncia, proprio perché vuole mettere in luce quello che ha fatto, per esempio, il caso Spotlight, il film che ha vinto l'Oscar qualche anno fa, proprio diciamo così, dando luce a questo modus operandi che ha caratterizzato per troppi anni la Chiesa, e che aveva a che fare con le accuse di pedofilia ai preti. Lo spunto di partenza è da qui forse la seconda parte del titolo, i polacchi, l'attentato a Wojtyła al Papa nel 1981, questa vicenda di questo bambino che subisce questi abusi, è un bambino che diventa adulto, poverino, troppo in fretta. Però poi c'è Tania, senza voler svelare la trama del suo romanzo, la vicina di casa, che rappresenta un po' la speranza, è giusto? Sì, Michele, hai centrato, rappresenta la speranza, perché Tonino rimane orfano all'età di 7 anni e mezzo, va a vivere dalla zia e c'è sta vicina di casa, Tania, molto giovane, molto carina, non può avere figli, quindi nasce tra di loro un rapporto di complicità e d'affetto molto forte, fa quasi da seconda madre, e Tania sarà la persona che riuscirà a capire quello che sta succedendo a Tonino e farà in modo che il prete gli tolga le mani di dosso, ma contestualmente rappresenta anche la sconfitta, perché volendo fotografare questa realtà va anche sottolineato come purtroppo spesso diciamo, le denunce finiscono contro un muro di gomma, perché è molto complicato insomma riuscire a dare giustizia sia per quelle che sono le regole che diciamo così ci sono nel nostro paese e non solo, ma anche per come la Chiesa si è posta davanti a queste situazioni. Io lo dico sempre, Michele, permettimi 30 secondi, non è un romanzo contro la Chiesa, contro i credenti, contro la religione, assolutamente, semmai è contro quella parte di Chiesa che, tradendo non solo le vittime ma anche la Chiesa e le parole di Gesù Cristo stesso, ovviamente hanno commesso dei reati gravissimi. Chiarissimo, chiarissimo. Complimenti anche a Giovanni Di Marco, che insieme con Barbara La Rosa Salim ha vinto il premio di cultura mediterranea. Il romanzo suo, edito da Baldini e Castoldi, la versione di Tonino per i ceci e i polacchi. Sono un accostamento molto diverso, molto inconsueto, mentre Barbara Rosa Salim, che è catanese e che vive in Turchia, è la traduttrice praticamente di gran parte, se non quasi tutta, la letteratura turca, la grande letteratura turca arrivata e conosciuta in Italia. Ancora complimenti, e adesso mi rivolgo a Emanuela, passiamo alla rassegna stampa. C'è ancora qualche altro quotidiano? In realtà ti faccio vedere anche ai nostri telespettatori questo focus sui giovani, lo fa Repubblica, è un'inchiesta. E leggiamo porno e bad sex, se la regia ci fa vedere anche la pagina. Forse per il momento non... Leggi qualcosa tu, vediamo cosa dice. Porno e bad sex, la generazione senza più amore. Questa è. Ecco.
Ne parliamo tante volte quando Esatto. denunciamo i fatti di violenza, il gruppo, lo stupro, eccetera, eccetera, ma quelli sono casi limiti. Invece in generale cosa dice quello però è lo Repubblica? spunto da cui partono. Sullo sfondo la legge che non c'è, quella per l'educazione sessuale a scuola. E in assenza di spazi di confronto la rete diventa il non luogo in cui ci si forma su modelli improntati all'odio e al sopruso, e quindi veniamo poi a quello che purtroppo la cronaca ci racconta. Bene, grazie anche per questo alla nostra Emanuela, e adesso sentiamo se c'è Marco Amato, sicuramente starà tracannando un litro di caffè perché ci aspetta non so da quanto tempo. Marco, ci sei? Buongiorno a te. Ci sono, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Buon inizio di settimana a te. Allora, che bella tazzina, questa è nuova, Questa è nuova, ricorda un po' il ceramica italiana. Arte italiana, perfetto. Allora, di che parliamo oggi? Chi è che oggi? Allora, mi è molto incuriosito la figura di Veronica Gentili. Ho voluto mettere sotto i riflettori delle stelle proprio perché da poco è stato dato l'annuncio che si occuperà delle Iene, quindi sostituirà la conduzione di Belen Rodriguez alla sua. Mi è molto piaciuto il personaggio perché intanto perché sostituisce un po', si innesta su una ricerca qualitativa delle reti Fininvest sui loro programmi, e questo è un movimento che abbiamo molto osservato. Ma parlando un po' di Veronica, è una cancro, segno della trifasicità lunare, quindi può essere dolce come Selene, può essere cacciatrice come Diana, può essere efferata e critica come Ecate. Ebbene, la nostra Veronica è sì una conduttrice televisiva ad oggi, ma il suo passato annovera una solida esperienza nel mondo del teatro, un figa d'arte perché madre gallerista, tra l'altro di gran carriera, per cui ha anche un'educazione all'arte molto importante, e come giornalista, in quanto quello è il suo titolo, si è molto impegnata sia in trasmissioni che in testate giornalistiche, rivelando un grande acume critico e soprattutto per casi nazionali di interessi un po' complicati come mafia e malaffare in generale. Quindi mi piaceva mettere in luce la caratteristica cancro dell'essere trivalente e trifasica, un po' come una donna, ecco, proprio perché alle donne e alla mobilità lunare viene attribuita l'enorme caratteristica importantissima di essere più cose, essere multitasking. Ecco, a questo mi è stato anche, mi sovveniva il paragone con Pino Insegno, che invece è della Vergine, che invece alle RAI denuncia un calo d'ascolto. Ecco, volevo anche segnalare che sia RAI che Fininvest sono Capricorno RAI e Acquario Fininvest, due modi, due archetipi molto simili, ma con due innovazioni completamente diverse, più tradizionalista la RAI, più eclettica la Fininvest. Eppure c'è un'inversione di tendenza. Ebbene sì, succede anche questo perché quando gli archetipi planetari si mischiano nel loro logorio di transiti, ecco che le caratteristiche di talune referenze zodiacali possono mutare. Quindi la RAI tende ad essere un po' più eclettica, la Fininvest di essere un pochino più tradizionalista. Vediamo, e nel giro di 2 anni l'astrologo prevede che ci sarà una qualitivizzazione dei programmi un po' da parte di entrambe le emittenti, e si ritornerà forse a un giornalismo, una comunicazione, una maniera di fare spettacolo e intrattenimento molto più congrua e concreta. Ci tenevo, oltre, essendo lunedì, a raccontarvi che Venere finalmente dopo 6 mesi ha cambiato segno, quindi l'amore va di nuovo nello zodiaco. Favoritissimi i segni di terra e i segni d'acqua, un po' meno i segni di fuoco e i segni d'aria, tranne l'Acquario che dopo 6 mesi di opposizione torna di nuovo a vivere l'amore e le relazioni. E detto questo, caro Michele, ti auguro un'ottima settimana. Grazie anche a te Marco, buona giornata e buon caffè, beato te. Allora, adesso Emanuele, lo sapevi che il 9 ottobre del 1888 è la data di inaugurazione questo qua,
l'imponente obelisco di marmo di Washington DC, eretto proprio in onore di George Washington. Questa struttura in muratura alta 169 metri è una delle più alte del mondo. E con queste parole Sciascia definisce l'umanità: uomini, mezzuomini, ominicchi, pigliain e qua. Questo manifesto è il cuore del suo romanzo d'esordio, Il giorno della civetta, uscito proprio il 9 ottobre del 1960. Lo consiglio soprattutto ai giovani se non l'hanno ancora letto. Pochi anni dopo, era il 9 ottobre del 63, quando la caduta di un'enorme frana, vedete, nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont provoca un'onda alta del 200 metri che si riversa a valle. Un disastro, muoiono quasi 2000 persone, moltissimi paesi sottostanti vengono cancellati, tristemente famoso Longarone. Ancora, il 9 ottobre del 74 muore Oskar Schindler, l'uomo che con la sua lista ha protetto centinaia di ebrei dalla tragedia dell'Olocausto, ispirando quindi c'è un famoso film, La lista di Schindler, Schindler's List, ispirata dalla celebre massima del Talmud: chiunque salva una vita salva il mondo intero. Il 9 ottobre invece del 1980, durante un incontro privato tra Papa Giovanni Paolo II e il Dalai Lama nella città del Vaticano, viene scambiata una simbolica stretta di mano a suggellare un'intesa che durerà per molti anni. Il Dalai Lama infatti visiterà il Papa 8 volte negli anni, più di ogni altro singolo dignitario. Da un gesto di concordia invece ad un drammatico episodio. Il 9 ottobre del 1982 un comando palestinese, ritorniamo a parlarne, armato di granate e mitragliatrici compie un attentato in una delle più grandi sinagoghe d'Europa, il Tempio Maggiore a Roma. Resterà ucciso un bambino e verranno ferite 37 persone. Il 9 ottobre dell'86 all'Air Majesty's Theatre di Londra debutta in anteprima mondiale Il fantasma dell'opera, un musical che resterà in programmazione per 25 anni, sempre nello stesso teatro, superando le 10.000 esibizioni nel 2010. In totale verrà visto da oltre 130 milioni di persone in 27 paesi, Il fantasma dell'opera. E adesso veniamo ad un evento più recente. Il 9 ottobre del 2009 Barack Obama viene insignito del premio Nobel per la pace. La decisione del Comitato di Oslo però susciterà non poche polemiche per l'attribuzione del Nobel a un presidente eletto da così poco tempo. Allora, attenzione, preparatevi che siamo al gran finale. Lui è un grandissimo, l'avete visto, John Lennon, icona culturale senza tempo, figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo. John Lennon, colonna portante della storia della musica, leader dei Beatles, solista, poi tragicamente assassinato nel 1980 da un matto, un fan, proprio davanti alla sua residenza a New York. E lui era nato il 9 ottobre del 40, quindi oggi avrebbe compiuto gli anni. La canzone che noi oggi vi proponiamo è How Do You Sleep? Come dormi? È una critica diretta all'ex socio e amico Paul McCartney. Lo attacca nel suo punto più debole, il riconoscimento di quale sia il migliore compositore dei Beatles. Vi lasciamo con How Do You Sleep? Come dormi? E vi ricordiamo l'appuntamento di domani con Buongiorno Sicilia. John Lennon, How Do You Sleep? Dormite bene, ma non adesso, perché adesso dovete seguire Antenna Sicilia. Questa notte tranquilli e intanto godetevi John Lennon. Buon